Che Pasquetta per noi, anzi per me che firmo ordinanza, è chiuso. Perché c'è un vulnus nella mia ordinanza, non ci abbiamo pensato, prorogando la vecchia ordinanza. Noi dicevamo chiusi i supermercati la domenica. Non abbiamo pensato che il lunedì di Pasqua è una domenica. Quindi lo dico, uomini avvisati, mezzi salvati, lo dico agli imprenditori e agli operatori, sappiate che vi arriverà anche questa chiarificazione. Il governatore Zaia ha firmato in giornata una nuova ordinanza di integrazione del provvedimento entrato in vigore a mezzanotte. Nel documento si chiarisce che nelle giornate di domenica 5 aprile, della domenica di Pasqua 12 aprile e del lunedì di Pasquetta sarà vietata l'apertura dei supermercati. Misure necessarie perché quella che si sta concludendo, ha sottolineato il governatore, è stata una settimana cruciale che ha indicato la direzione di un lento recupero e quella che sta per iniziare sarà determinante, per questo è necessario non abbassare la guardia. Intanto ieri sera è stata emanata una circolare sulla situazione dei garden, ai quali oltre alla consegna a domicilio sarà consentito la vendita ai grandi punti vendita che sono i supermercati. Piante nei supermercati, così come penne e quaderni. Nell'ordinanza appena firmata, infatti, viene precisato che la vendita dei prodotti di cancelleria è ammessa negli esercizi commerciali regolarmente aperti, quindi market e tabaccherie. Chiarito anche nell'articolo 3 che l'attività di manutenzione del verde è ammessa su aree pubbliche e private. Tutte attività, viene specificato, che dovranno rispettare rigorosamente ogni misura che prevenga il contagio. Intanto il governatore nelle scorse ore ha partecipato ad una videoconferenza con il Premier Conte, tra i temi affrontati quello delle riaperture. Ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura, però è pur vero che siccome la riapertura deve essere nazionale, il piano noi lo mettiamo ad utile a contributo di quello che sarà un piano nazionale che magari valuterà le fasce di età, più il tema del numero di lavoratori, i dispositivi da avere in azienda e altri particolari accorgimenti. A questo si aggiunge il test sierologico. La riapertura è necessaria, ha sottolineato Zaia, ricordando la difficile situazione di molte imprese, quelle della moda e abbigliamento in primis, ma è necessario, ha poi aggiunto, che sia validata dalla comunità scientifica, coinvolgendo anche le parti sociali e il mondo datoriale. Sono convinto che prevederà una gradualità, non ti so dire, ma immagino che si possa valutare anche che sia regionale questa gradualità, immagino, perché pensare pronti via, c'è chi è più predisposto, chi è meno predisposto, graduale anche rispetto alla cittadinanza. Penso che i giovani debbano essere i primi a dover uscire, questo in assoluto, ma non è che si vuole segregare qualcuno, penso che dobbiamo mettere in sicurezza gli anziani, questo è poco, cioè gli anziani devono essere messi in sicurezza.